Tanto buonasera a tutti quelli che non ho salutato. Un attimo che vi ho perso. Pronti, eccomi qua. Allora, noi, diceva giustamente il dottor Rota, ci vediamo ancora per 4 lezioni, questa compresa. Io ho ricevuto un po' di lavoretti, ne ho ricevuti per la verità 6, di compitini che mi avete mandato voi. Ne ho però corretti solo 5 perché uno l'ho ricevuto stamattina perché il mio computer ha fatto i capricci fino a stamattina. Quindi nei prossimi giorni correggerò anche questo. Se qualcun altro ha desiderio, voglia di scrivere e di mandare qualcosa, io vi do la scadenza che è quella del 9 di maggio, così mi resta una settimana per poter correggere tutto quello che mi arriva. Chi non ha voglia di scrivere, chi non ha voglia di fare niente va bene così. Chi non ha voglia di scrivere ma ha voglia di cimentarsi con un po' di bergamasco può anche scegliere di leggere un pezzettino a scelta di una delle nostre poesie sul tono e la rosa. Va benissimo anche quello. Vi ricordo che negli incontri del 23 e del 30 io ho scelto di lasciare questi 2 incontri perché diate un saggio di quello che avete imparato, se avete voglia di farlo naturalmente. Quindi chi avrà desiderio potrà leggere quello che ha composto oppure una lettura scelta fra quelle delle nostre poesie davanti a degli esperti veri. Soprattutto il giorno 23 sarà con noi Silverio Signorelli, che è il direttore del nostro Giopì e che è il vero esperto, perché sia il Duca di Piazza Pontida che sarà presente il giorno 30, sia il dottor Carlo Personeni che sarà presente comunque sia il 23 che il 30, così mi ha assicurato, quindi io ci credo fermamente. Sono effettivamente delle figure importantissime, ma sono rappresentative. Il vero giudice è Silverio Signorelli, che è il vero esperto di dialetto bergamasco, e sarà lui a dirvi: signori, avete imparato tanto, avete imparato poco, non avete imparato niente, avete perso del tempo. Ma non è vero, perché noi siamo stati tanto bene insieme che il tempo non è mai perso. Anche abbiamo rispolverato la nostra bella lingua e va bene così. Qualsiasi cosa abbiamo imparato, qualsiasi cosa riterremo, questo non è stato un tempo perso. A me ha fatto molto piacere stare con voi. Mi auguro che potremo ancora rivederci online e magari personalmente, e dopo la sviolinata è finita. Va bene? Oh. Basta, possiamo partire. Siccome c'è il nostro amico Tarcisio, io direi che vogliamo sentire la preghiera merindiana? Posso intervenire proprio una questione tecnica, perché Simone Dominoni ha chiesto se poteva leggerla inizialmente, perché alle poi deve 19:15 poi deve andare. Benissimo, benissimo. Grazie. Partiamo da Simone. Benissimo. Sì, ma faccio anche dopo Tarcisio, può partire. Vai pure, vai pure. Fuso orario sballato. Va bene, il tono è messo ai toni, siamo qua che lo aspettiamo. Va bene, la devo leggere da me o viene condivisa? Com'è che... No, non credo che si possa, sì, la sua forse sì, si può condividere. Ecco, anche che o il tono è messo ai toni. Bene, non so se è giusto come la leggo, e un avviso: io avevo cercato di farla in rima, però poi avevo fatto qualche errore che giustamente l'insegnante mi ha corretto, quindi un po' di rime sono saltate. Non fa niente, secondo me. Io ho fatto delle correzioni su quelli che mi sembravano dei modi di dire che non ci stavano. Va benissimo, va benissimo. Però mi sembra che sia venuta bene comunque. Ok, allora parto. Via. Allora, Oltone in messa ai toni. Ciao Tone, qua te l'Echen sai più. Ma sarà desagna almeno come ala. Madonna me Marieta, che bel più di te ed etamò. L'ultima volta sera Andrea Monsiache in destà. Do tempo decades de quando te se ne via del Zat. Siete che a Bergamo o de 4 o 3 bande? A Serenia, che iesa mo 20 anni che sto in Germania, perché adesso è una Tonina come compagno. Dica del Butone, è come se trovi in messa ai Tonini.
il Grignamai e pensa non a lavorare fin della mattina presto. A presto, mattina ma no, presto. Marietta, che piace poca lur fa festa ogni tricantino. Però invece di bifol B, trinca la birra del bicerù. Se te sa essere come che piace l'Italia, è no, slà. Ecco, mi fermo un secondo, la fermo Simone. Lei voleva dire lago o latte? Lago di Ah, Seo. allora è sbagliato. Io ho capito latte, perché lei ha scritto lac. Ah, ok. Lac con una C. Invece lago è L-A-G-H, lag. Lag, ok. Anche se noi poi lo pronunciamo lac. Ok, ok. Lo correggo anch'io sul mio, lo corregga anche lei. Va bene. O no slang. No slà. La sita olta e infine i nostra lade e tirà smatch. A pensare a sui B, insomma, in dacia della di nostre montagne. Se proprio, appena una volta o do, a Livigno o da che le bandi lei. Mi piace proprio una volta a indica parati. Per me come lei la vita, invece che forester lei. A Sares proprio bel Marietta e a Edes della di Alpi. Se che di me in foresta nigra, sto bene come un alpino. Pensa po' che chiede noter a stro anche i galete e i freni, proprio come in falso in mucci de verga fino a ieri. Allora, siete presto, dai, perché ho sentito che il Flixbus al suo finale è proprio comodo, salta su in corriere a Milano, tira sue gambe e fuoco sai te per tutto questo. Bellissima, bellissima. Bravo Simone, bellissima. Correggiamo la... Volevo segnalare ai corsisti che un pochino l'ho ispirato alla mia figura, perché io ho abitato ad Alzano gli ultimi anni in Italia e poi mi sono trasferito qua a Fibulco. Certo, io ho anche scritto che bella la sua biografia, perché c'era una zampata biografica, esatto. Autobiografica. Grazie Simone, grazie davvero. Qualcun altro? Dai. Tarcisio, via. Andiamo? Dai. No, se o leggo la mia, quindi se potete metterla sullo schermo sarebbe... Credo di no, credo che Nicola non le abbia ricevute, anche se io le ho mandate. Ah, ok, quindi la leggo dal mio telefono. Quindi. Grazie. No, va bene. Per piacere, legga lentamente in maniera che anche chi non ce l'ha davanti, io ce l'ho, ma anche chi non ce l'ha davanti la possa capire. Va bene. Yeah. Preghiera merindiana. Quando che sarò più, laghi binda. Laghi binda perché go tace de chi lavur, de fa ed ed. Pianzi mia quando venierò in mente. Si riconoscente per i bei anni che mi hanno passato insieme e voi liberi, scusi. Va bene. Öter di noma induina la contentezza che mi donate. Vi ringrazio per tutto l'amore che ogni ute de Oter al m'ha dimostrato. Adesso è ora per me di viaggiare per me. Per un po' di te poderies malinconius. La fiducia la vi porterà confort e consolazione. Mi starà separato per poco tempo. La ghi che in memoria i solee o il vostro dilur. Mi somiglia, riprendo, mi somiglia de lontà e la età la ga de Madonna, non ci riesco. Mi somiglia de lontà e la età la ga de in Dutch. E la vita deve continuare. No, penso che ingrandendo un po' più lo schermo sarà più leggibile. Va bene. Allora... Se avrì bisogno di me. Ho perso il testo, scusi. Prego. Anche che. Ottimo.
Vedete lo schermo? Scusate, ho provato a condividere. Sì, sì, ce l'ho. Lo vediamo. Grazie. Benissimo, grazie. Se Gavri besoin de me, chamem. E me ignerò. Anche se peut mia edem, otokam gesarò. E se ascolti il vostro cœur, sentirete tutta la tenerezza dell'amor che vi porterò. Quando il venirà a per voter il tep d'andà in paradis, me sarò là a ricevere. Destacat del mio corpo a preuve al Signore. E di mia sulla mia tomba per lo cià. Me somia delle me dorme mia. Me so i merench che i Sofia. So il cristal de la nif che la sberlus. So la luz che la passa traes al cap de Melgot. So la pioida ligera dell'Eterno. L'Eterno. So la hus di Useli, che isse tesada allea che si desdà allea seres del sul, so la stella che brilla nel cielo. In di mia sola me tomba per lo cià, messo mia delle, messo mia morte. Ma è meravigliosa, bellissima, è bellissima, bellissima veramente. Io, se voi permettete, perché è meravigliosa, è proprio bella come testo. Non è farina del sacco del nostro Tarcisio, quella di Simone era farina del sacco di Simone. Questa non è farina del sacco del nostro Tarcisio, però lui l'ha tradotta completamente, quindi onore al merito. Però se voi avete voglia, ve la leggo io. Così, devo ricondividerla? Devo ricondividerla? Se riesce, sì. Sì. Grazie. Posso chiedere scusa? Chiedo scusa, chiedo scusa se mi sono connesso tardi. Sono Michele da Milano, chiedo scusa. Perfetto. Si vede? Sì, io la vedo. Tarcisio, mi ascolti bene? Sì. Bravo. Avevo quasi le lacrime leggendola, perché è quello che mi riprendevo spesso. Lo so, è bellissima. Preghiera amerindiana. Quando che sarò più, la ghimindà, perché gotace de chi la urde fa ed et. E anzi mia, quando vegnero un ment. Si riconoscenc per i bei anni che m'ha passati insieme e voi li be. Oter più di non manduina la contentezza che mi donate. Me vi ringrazio per tutto l'amor che ogni ude oter al m'ha dimostrato. Adesso le ura per me, devi esades per me. Per un po' di tempo podries malinconius. La fiducia dove porterà confort e consolazione. Mi starà separato per poco tempo. La ghica in memoria i soleo il vos dolor. Messo mia de lontà e la eta la gadenda in ace. Se avrai bisogno di me, ciamem e me egnerò. Anche se può dirmi edem otokam che sarò. E se ascolti il vostro cœur, sentirete tutta la tenerezza dell'amor che vi porterò. Quando il venirà a per voter o il tep d'endan paradis, me sarò là a ricevere destecat del mio corpo, a preuve al Signore. Di mia sulla me tomba per lo cià, me so mia delle, me dorme mia. Me soi me la enc chi soffia, soi cristai della nif che la sberlus, so la luz che la passa attraversa i cap de Melgot, so la piuida leggera dell'Eterno, so la us di Oselichi sedesda alle asere del sul, so la stella che brillan del cielo, di mia sulla me tomba per lo cià, me so mia delle, me so mia morta. È meravigliosa, bellissima, bellissimissimissima. Bravo, bravo Tarcisio che l'ha tradotta. Bravissimo. Pronti? Possiamo sapere cosa vuol dire amerindiana? Cos'è che vuol dire? Americana e indiana.
Ah, No, ok. non americana, no. No. Sono i nativi, Ah, i nativi dal Canada, Amerindiana. Sono gli Ah, indiani certo, gli indiani ecco, d'America, del Nord America. del Nord America. Ecco. Perfetto. Bravo, complimenti, bravo, è Bellissimo. bellissima. Bellissimo. È bellissima. E volevo dire che prima l'ho tradotto dal francese in bergamasco direttamente, dopo l'ho scritto in italiano anche. Un genio, un genio veramente. Ho fatto lo sforzo. Mi immagino. È comunque bellissima, è da tenere anche al di là del nostro corso, è proprio da tenere perché è meravigliosa. Potrei Bene. averla in francese? Potrei averla in francese? Sì, si trova su internet, l'ho trovata lì Ah, perché l'ho presa da lì. Si ah, scrive ok, prière amérindienne. ok, grazie. Prego. Bellissima. Tarcisio è da leggere davanti agli esperti, né? Mi raccomando. Piano, lentamente. Tutti, anche Simone, piano, piano, che non mi corre dietro nessuno, dai, c'è. Giusto. Dai. Solo Ottomana, c'è la signora Rota? No, perché è mia. Ci sono. Ah, eccola. Devo condividere il video di nuovo? Se ce l'ha, sì, Simone, grazie. Ok. Perfetto. Benissimo, grazie. Sull'ottomana non sono tanto capace, però vabbè, ci provo, dai. Niente. Vuole che la legga io prima? Grazie. Molto volentieri. Solo Ottomana. Giacom, e che solo Ottomana? Sente zo che in banda a me. O laureato tolde, o mangiabbe, era bui scarpinoc. Dur ma bu. Adesso goia den piace una paia e poene. Che brevese. Cambia in mia ne. Ten per sol toni che ometti sulla coerta solo Ottomana, ma fa presto. Söbet, ten pia sulla televisione che mi rie. E mia de prövne. Tire tu tanti più in là che te spesso a modo fum. Me focken guarda quel che succede del mondo. Ma cosa vuole che succede, Maria? Nego de bel. Una fonna copada, alluviu, frane e la roba che la diventa sempre più cara. Ah, come l'era meia in nostro tempo. Te Gesù Maria, ghera mia tante storie. Festa e della uri era stessa. Ansian balda la mattina alla sera. Fa il fe. Mon si anche però il famei. E quando che andes mettia di una banda, antacate a te all'erba per i nostri cugni. Però se regorde come l'era bel, quando mi indà a spassa alla selva, e riasce fino al chiosco per comprare il gelato ondù, come lì a fresche bu. A lei ira Maria, ansia po a rec ma con tec. Adesso angai solc ma ie mai a sé. Ma cambiare l'aura e país per riaga stan sema. A se spusac, iena si ci fioi, ma comprare l'appartamento? Anse dentac vec, Giacom. Arda i nostri neudi come i cresa la svelta. Contentenza de quel che nga perché i solc, la KRS, ie mai sigur. No ma l'amor resiste. E come il dice il Signore, l'amore è un sentimento che il mia brutta intenzione. Al te fa da senza pretendere i gandrene gota. L'amore al quarciaso, tutte i magagne e il fa vivte in pace. Te Gesù Maria, egna ma pröv, dammi basi, smorsa so tut e demi in lec, che so che treme de passione. Eccola qua, la nostra Sciolotana, bellissima. Via, sentiamo la signora. Dai, letta bene, io non so, va bene, la leggo come riesco, dai. Va bene così. Solo Ottomana, Giacomo, e che solo Ottomana, sente so che in banda a me. Ho lavorato tolde, o mangiabè, di abui scarpinoc, dur ma bu. Adesso goia d'empisa su una paia e poegne. Che brut vese, cambian mia, ne? Tenso per il Toni che ho mettite sulla cuerta sull'ottomana, ma fa presto. Söbe, tempia sulla televisione che mi vie. Egne mia de pövne. Tire tu tanti più là, che te spesse da mode fem. Moi fort, che in guarda a quel che succede del mondo.
Ma cosa è che succede, Maria? Negò de bel, una fonda coppata, alluviù, frane e la roba che le dente sempre più cara. Ah, come leva me in step. Te che resù, Maria, che la mia tace storie, veste delle ora e a stessa. E sia a balda la mattina alla sera, fa il fe, monsiache per il famei, e quando che mi desmettia di una banda, a mi attaccare a teare l'erba per i nostri. Però si ricorda come era bello quando mi andava a spassa alla selva e mi via su fino al chiosco per comprare gelato in du, come gli fresche bu. A lei era Maria, ansia poi rec ma con te. Adesso, anche i soldi, ma se, ma cambiare l'ora il paese per viaggiare sto insieme. Non si è sposati, gli hanno siete fieri, ma comprare l'appartamento. Non si è diventato vecchio, Giacomo. Arde non stirdi come cresce la svelta. Contentonza di quel cangà, perché i soldi, la ca e il resto, gli è mai sicuro. Non ma l'amore resiste. E come dice il Signore, l'amore, i sentimenti, calga mia pretensione. Al te fa da senza pretendere che andrene gutta. L'amore, al quale c'è sotto ci magane, e il fa visto ci impassa. Perché Gesù Maria, e niente poi, dammi così, smorsa su tutto, e andemi legge, che so che treme di passione. Brava, bella, bella Selottomana, bella Selottomana, bellissima. La signora Nadia Benedetti mi manda una bella poesia che vorrei che leggesse. Qual è, scusate? Sul Cantù del Maker. Non la condivido ancora. Bravo, grazie Simone, grazie tantissime. Vado io o va lei direttamente? Ah, come vuole, sì, vada lei, No, grazie. no, se preferisce andare lei va benissimo. No, grazie. Faccio una prima lettura io? Sì, va bene. Va bene. Sul Cantù del Maker, gol post per il diamant, come te sei bella. Sir che tu ci mis da egna troat. Me ricordo il viaggio in treno per l'Italia, 2 desure, lunghe come ude senza fa. Alla stazione di Milà amò il treno per Bergen, per riare un bambito e mor de fam sul mesdè. La nona col bigarò il niger. Meiso do lacrime, ghedò in acqua basì, ma adesso indem che è pronto il disnà. Me piaserei Saturno André per pensare che sto botet, gol magù, ma söbet circa una data per vegna Bergen, amò una volta. Molto, molto bella, molto bella. Il titolo lei non me l'ha mandato, Nadia. Sul Cantù del Maker. Ah, sul Cantù del Maker, bellissimo, perfetto. Sul Cantù del Maker. Sul Cantù del Maker, gol post per il diamante. Come te sei bella. Sir che tu ci mis, degna trovato. Mi ricordo il viaggio in treno per l'Italia. 2 desure, lunghe come te senza pa. Alla stazione di Milà, amò il treno per Bergen. Per rimbambite mor de fam sul mesdè. La nonna col bigarò il niger. Meso do lacrime. Ghedò una quac basì. Ma adesso indem che è pronto il disnà. Mi piacerebbe Saturno André per pensare a questo botet. Golmagù. Ma söbet, circa una data per venire a Bergen a una volta. Brava, bellissima, bellissima. Veramente molto, molto bella. Io ho qui anche il concorso de bal della Teresa del Gioan. C'è la signora Marisa? Sì, mi sono collegata un po' tardi, ma Bravissima, ci siamo. Tra l'altro io le ho chiesto se questa cosa era autobiografica, lei mi ha detto di sì, quindi io le faccio tanti complimenti per la sua attività.
Grazie, può farli in diretta anche al ballerino che sta guidando. Ah, perfetto, Joan, complimenti. Un attimo, mi corregge. Ho cambiato i nomi. Quella Lessiu è il titolo. Perché scusate. lui non si chiama Giovanni, ma si chiama Francesco. Ma va bene, ma per noi è Joan. Come lei non si chiama Teresa. E io come secondo nome mi chiamo Teresa. Ah, però, allora c'era la zampata autobiografica. E mi sembrava più bello dire Teresa Giovanni rispetto a Teresa e Francesco, che non è molto bergamasco. È vero, bellissimo. Perfetto. Leggiamo? Riusciamo? Sì? Leggiamo. Vuole leggerla prima lei? No, se la legge lei per prima, come prima lettura, io sono contenta lo stesso, anzi di più. Però se ha bisogno la leggo io. No, vabbè. La leggo volentieri. Dai. Lesiu dopo lesiu, esercitazione dopo esercitazione, anse pronti per fare la gara o il concorso de bal. Alla domenica di mattina andò della parrucchiera per fare tirare sui caei. An prepara vestiti e scarpe, an parte. Dopo un'ora di strada, an si riaccia al palazzetto. I miei controllo i documenti e ritiro il numero di gara. 70 SIC. Non c'è più? Si è bloccato il collegamento, mi sa. Sì, si è bloccato il collegamento della signora. Arca miseria. Dobbiamo pazientare un po'. È in Va bene. macchina, quindi probabilmente è finita in una zona dove non si ha riceve. poca copertura. Volete che la continui io? Così la sentiamo? Sì. Dai. Anzi, torno indietro. Lesiu dopo lesiu, esercitazione dopo esercitazione, anse pronti per fare la gara o il concorso de bal. Alla domenica de mattina andò della perrucchiera per fare tirare sui caei. An prepara vestiti e scarpe, an parte. Dopo un'ora di strada an si riaccia al palazzetto. I me controlla i documenti e ritira il numero di gara, 70 SIC. Scusatemi, ma sono in macchina e mi è caduta la comunicazione. Certo, stavo leggendo io al suo posto. Prego, 70 SIC. Allora. Circa i posti in spogliatoi. Circa i posti in spogliatoi e fa uscire e guarda la pista. Mi si ricorda ne gota del programma. Si vai alle mie tappe fa, o il cor al picaforte. Circa di respirare, ma le mie taffase con la mascherina. Al mancamo un'ora prima di cominciare a ballare, le mie vestis. Anse scoldese noce, anse bronce. Han veto il 75 sul monitor. La nostra volta, an vampista, o il cœur al cœur de mat. L'attacca alla musica. Valzer lento, tango, valzer viennese, slow fox, quickstep. I musiche, i vainacci e capisse più negot. Sente adoma musica e movimento. Me par des gioca, ma l'emozione le sparida. Me par de gulà. Ma finita. Ansera in des doc coppie. 6 minuti de bala. Le staccia una bella fatica. Joan le tue studette. E me gossit. Adesso mi spetta i risultati. I premi sui comincia. I chiama i numeri. Anse arda. Anse mia noter. Anse strensima. Anse strensima. E quasi mi spera che chiama mia il nostro numero. I chiama i secondi. Numero 683. 683. Anse brasa fo, compagna di stupege. Anse riac prima. Anga crem mia. Anse quasi balurci per l'emozione. Come so contenta. La prima gara de classe A. Anse stac brae. E gli è tornato in dre, tutti i sacrifici e la preparazione. Ma lei adoma la prima gara. O spettacolo le è appena cominciato. La stagione la sera a lui. Allora, anche mia da indormentare sul bordec. Angade da nacia studiare con tutta la passione che ha per il ballo.
Bella, bella questa autobiografia della signora Marisa, della signora, madonna mia, ho sbagliato. No, va bene, Marisa, mi ha confuso la Teresa. La signora Marisa, bravissima. Volevo dirle una cosa. Lei a un certo punto nella parte che mi ha inviato, alla parola coppie aveva messo cobbie, che è giusto, perché è così effettivamente, ma non lo usiamo più, è obsoleto. E adesso i cobbie, ve lo dico cosa sono? Sono i testicoli. Quando si vanno a ordinare al ristorante, i cobbie sono quelli e non si usa più per dire coppia, quindi si italianizza il termine e si usa coppia. Ok, solo questo. Bene a sapersi. Sì, perché ci sono dei termini che oramai sono proprio desueti, non si adoperano più e quindi la gente non li capisce più neanche, li capisce solo se lei va a Negrone a mangiare la carne di cavallo e chiede la cobbia, le arriva. Ma è quello che dico io. Basta, siamo a posto. Io ho ricevuto questi e credo che li abbiamo letti tutti. È così? Sì? Tutto quello che ho io avevo mandato ieri. Sì. Che non ho ancora corretto, perché dicevo prima che il mio computer ha fatto i capricci, ma come sempre la mando prima a lei. No, va bene, non c'è problema. Per me è molto importante raccontare quello che mi è accaduto. Sì, ho letto. In bergamasco. In bergamasco, benissimo. Quindi io lo correggerò questa settimana e poi glielo mando e poi lo leggeremo. Grazie. Grazie a lei. Grazie a tutti quanti voi. Allora, c'è qualcuno fra le persone che si sono collegate che non intende mandare niente e vorrebbe invece leggere qualcosa del nostro, dei nostri passati Tone e Rosa? Io ci sto ancora pensando, a dir la verità, sto mettendo giù qualcosa, quindi se riesco lo mando questa settimana, altrimenti leggerò, come dice lei. Grazie per la pazienza. Va benissimo, va benissimo. Sì, ma va bene tutto, per carità, ma anche niente, non siamo tenuti, non è così fiscale la cosa. Però è carino perché quando vi sentono, io vi ho sentito oramai e quindi io non riesco più. Mi rendo conto che avete fatto un bel salto da quando ci vedevamo le prime volte, però non riesco più a capire quanto siete migliorati, perché vi ho sentito tutte le volte. Invece chi vi sente per la prima volta è assolutamente in grado di dire se voi siete padroni del bergamasco che leggete. Quindi è una cosa carina anche per voi saperlo, no? Sì. Io direi di sì. Io vorrò fare anche un video e pubblicarlo magari su Facebook per essere flagellato dai bergamaschi. Benissimo, no, bergamaschi non flagellano, dai. Sto scherzando. Va bene, no, va benissimo. Mi faccio vedere anche, ecco. Bravo. Ecco, niente, ecco, il mio obiettivo è migliorare sempre. È l'obiettivo di tutti quanti noi, Sì, l'obiettivo di tutti quanti noi, non solo nel bergamasco, in generale, però nel bergamasco, nel nostro piccolo, un po' di miglioramenti li abbiamo fatti. Allora, io ho tutto qui. Signori, mi dispiace che se c'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa, siamo qua. Io sono qua a vostra disposizione. Però non ho nient'altro. Ma se abbiamo un po' di tempo, possiamo tradurre le poesie o le letture che abbiamo sentito ora? Perché io tutto non l'ho capito in realtà. Tesoro mio, certamente. Chi ha voglia di ripetere la sua? Facciamo partire Simone, dai, che così poi se deve andare. Perché poi devo andare io, esatto. Scusate, io purtroppo sono arrivata a destinazione, quindi... Basta, va bene così. Ma la sua credo che Chiara la sua l'abbia sentita.
Sì, eventualmente, vabbè, c'è lei che... Va bene. Sì, sì, l'ho sentita, l'ho anche abbastanza capita, quella era abbastanza facile, grazie. Grazie a tutti. Ciao, Ciao, grazie di tutto. Arrivederci. Ciao. Ciao. Allora, io partirei Arrivederci. quindi con la traduzione Ciao. della mia, che poi tra 7 minuti devo purtroppo andare via. Va bene. Allora, cosa faccio? Traduco direttamente o devo leggere e tradurre? Come facciamo? No, leggere di nuovo e poi tradurre, dai. E allora leggo magari il Tone e la Maria e poi traduco i pezzi. Va bene. Allora, ciao Tone, qua te che lei che mi sai più. Sarà design almeno come Ala. Piano, Simone, piano. No, in italiano vado più piano. Ciao Tone, quanto tempo è che non ci vediamo più? Saranno almeno 10 anni, come va? Madonna mia Marietta, che bel PD è d'età. L'ultima volta sera Breamo si ha che d'estate. Madonna mia Marietta, che bello poterti rivedere. L'ultima volta stavamo mungendo le mucche nella stanza. Do steppo de cade, Stefano sempre di Adelsa. Siete mocche a Bergamo o di qualche altra banda? Dove sei di casa adesso da quando sono stato via dal Zanno Lombardo? Sei ancora a Bergamo o da qualche altra parte? Al sera mia che io esamo in tanti scongiorni, perché adesso ho una tonina come compagno. Non lo sai che è da 20 anni che sono in Germania, perché adesso ho un tedesco come compagno. Dighe del Butone, è come se trovi in mezzo al tonino. Il Gregna mai pensa a Roma a lavorare fin dalla mattina presto. Ma dici è vero, Tony, e come ti trovi in mezzo ai tedeschi? Non ridono mai e pensano solo a lavorare fin dalla mattina presto? Ma no, Marietta, che piace poca lur fa festa ogni picantino. Però invece di dire trinca la birra del vicino. Se passa a essere come che piace l'Italia e il nostro lato. Ma si volta infine il nostro lato, di tirare smaccio. No, Marietta, mi piace anche a loro fare festa ogni 2 per 1. Però invece di bere il vino, bevono la birra dal bicchierone. Se sapessi come mi piace l'Italia, il nostro lago, la città alta e anche perfino le nostre valli, da tirarsi matti. A pensare a sue bene, sono mai in dacia della di nostro montino. Se proprio, appena una volta o no, all'inizio, vedo che le bande. Mi piace adesso proprio una volta in tutto parato. Per me come lei la vita, invece che forestieri. A pensarci sopra, non sono mai andata al di là delle nostre montagne, se proprio una volta o 2 a Livigno da quelle parti lì. Mi piacerebbe proprio una volta venire da qualche parte, per vedere come la vita in mezzo a quei forestieri. A Sares proprio ben Marietta, a Edes della di Alto. Sì che de me foresta mia, sto bene come un alpino. Pensa poco che un'ora a trova anche i galete e i freddi, proprio come fa sui mucci a vederli fino a lì. Sarebbe proprio bello, Marietta, vederci al di qua delle Alpi, su qui da me nella foresta mia. Qui sto bene come un alpino. Pensa poi che dalle nostre parti si trovano anche le gallette, cioè i pifferi e i porcini, proprio come facevamo sui monti di Bergamo fino a lì. Allora se dai, perché ho sentito il Flixbus al desè fino a lì, è proprio comodo, salto sempre a Corriere a Milano, tira sulle gambe e focus ai pepe per via. Allora ci vediamo presto, dai, perché ho sentito che il Flixbus viene su fino a lì, è proprio comodo, salto sul bus a Milano, tiro sulle gambe e mi poso i piedi tutto via. Perfetto, bellissimo. Bravo, complimenti. Bellissima, bellissima. Bravo Simone, grazie. Bravo, Grazie. bravo. Bravo davvero. Allora, io concorso de balle abbiamo detto. Scusi, Giusy, scusi, io devo lasciare, però volevo anche fare un invito a tutti. Chi vuole fare un giro a Friburgo è sempre benvenuto. Io vi faccio fare il giro della città della Foresta Nera. Grazie, che viene carino. Tra agosto e ottobre andiamo anche a Fulvia Sena. Ma dai, no dai, quello evitiamo. Ma lei ci ospita se veniamo? Tutti però. Tutti assieme no, però. No, allora... allora non va bene. Allora lei deve dire tutti, venite che la porta è aperta.
E noi veniamo... la festa bergamasca con la polenta. Oh, bravo. Sì, la polenta. Dai, prendiamo il Flixbus, devo Flixbus salutarvi, devo e veniamo tutti. Arrivederci Simone, grazie Ciao. dell'invito. Grazie. Ciao. Pronti? Sul Cantù del Maker, la signora Nadia Benedetti, l'ha sentita Chiara? Sì, l'ho sentita, non ho capito tutto. Ah, bene, allora la rileggiamo, la rilegge la signora e poi la traduciamo. Sul Cantù del Maker. Sul Cantù del Maker, golpos per i diamanti. Come te sei bella. Sir che tu ci mis, degna trovato. Mi ricordo il viaggio in treno per l'Italia. Deux desure, lunghe come i due senza pa. Alla stazione di Milano, amo il treno per Bergamo. Per Yat rembambit e morte femme sul mesdè. La nonna col bigarol niger, meso do lacrime, ghedo una quac basi. Ma adesso, indem che è pronto il disnà. Mi piacerebbe a tornare per pensare a questo bottego. Golmagù. Ma subito, circa una data per venire a Bergamo a Moina Alta. Allora, sui confini del mio cuore c'è il posto per un diamante. Come sei bella. Cerco tutti i mesi per venire a trovarti. Mi ricordo del viaggio in treno per l'Italia, 12 ore, lunghe come un giorno senza pane. Alla stazione di Milano, ancora un treno per Bergamo. Per arrivare rimbambiti, si dice? Perfetto, rimbambiti. E morto di fame a mezzogiorno. La nonna col grembiule nero, mi viene due lacrime. Mi scendono due lacrime. Mi scendono due lacrime e do qualche bacio. Ma adesso andiamo, che è pronto da mangiare. Mi piacerebbe tornare indietro per pensare a questo bel tempo. O il magù, come si dice in italiano? Il magone. O il magone, ma subito cerco una data per venire a Bergamo ancora una volta. Ah, bellissima, bellissima. Perfetto. Grazie. È arrivato un messaggio dalla signora Rota. Vero, signora Rota? Scomparsa. Sì. Non ho inviato nessun messaggio io. No, sono io. Ma faccio fatica perché non ho le dieresi sulla tastiera e niente. Comunque ho fatto giusto una sintesi così un po' ironica dei 5 testi. Scusa, mi hanno suonato alla porta, vado a vedere, sono in Ducato, arrivo. Non ho detto niente alla Romanella. Dirò che purtroppo non abbiamo potuto seguire perché la connessione andava bene. Nessuno. Scusate. Pronti, signora Rota, sull'ottomano? Ecco. Ma è una brevissima sintesi tra tutti e 5 i testi. Ah, ecco. Al cœur de Nadia alle sempre a Bergamo e quel de Marisa va che vula. E poi i tuni de Simone e miga lura de a Bergamo. Vero. L'amour che al vin stöt de Romanella al sume a quel de Tarcisio. Ma chiamame il miga. Benissimo. Signora Romanella, via sull'ottomana. Ci sono. Allora. Brava. Piano. Okay. E poi traduciamo. Pezzo per pezzo. Pezzo per pezzo, va bene.
ok? Solo domana, Giacomo, e che solo domana, sente so che banda a me. Giacomo, vieni qui sul divano, siediti vicino a me. Ho lavorato tutto il dì, ho mangiato bene, gli abui scarpinocci, due ma bu. Adesso cuoio ad impistazione a paia e poegne. Ho lavorato tutto il giorno, ho mangiato bene, erano buoni i ravioli, duri ma buoni. Adesso ho voglia di accendere una sigaretta e poi arrivo. Che brevesse, cambia mia ne, adesso però il Tony, che ho mettito la querta solo domani, ma fa presto. Che brutto vizio, non cambiarti, tieni pure sulla tuta quella da lavoro, che ho messo la coperta sul divano, ma fa presto. Sorbet, tempia solo la televisione che mi vie. Subito, tu intanto accendi la televisione che arrivo. E non mi da brefne, tira tu tanti più in là, che ti spesse da modo fem, me fa che ingade che ingherda a quel che succede al mondo. Non venirmi vicino, Stai, tirati un po' più in là, che puzza ancora di fumo. Fai alla svelta, che dobbiamo guardare quello che succede al mondo. Ma cosa è che succede, Maria? Le gode belle, una fonda occupata, alluviu frane e la roba che la diventa sempre più cara. Ma cosa vuoi che succeda, Maria? Niente di bello. Una donna ammazzata, alluvioni, frane e la roba che diventa sempre più cara. Ah, come era meglio ai nostri tempi. Ah, come era meglio ai nostri tempi. Te ghere su, Maria. Gera mia tante storie. Resta della ia stessa. Ancien dalla mattina alla sera. Fa orfè, non sia che per orfamei. E quando smettia di una banda, antacà a tagliare l'erba per i nostri uniti. Hai ragione, Maria. Non c'erano tante storie. Festa e giorni di lavoro erano uguali. Eravamo impegnati dalla mattina alla sera. Fare il fieno, mungere le mucche per il mezzadro. E quando smettevamo da una parte, iniziavamo a tagliare l'erba per i nostri conigli. Però se ricorda come Liabel quando mi andava a spassa alla selva e mi andava su fino al chiosco per comprare il gelato in due, come gli affresche bu. Però ti ricordi come era bello quando andavamo a spasso nella selva e arrivavamo fino al chiosco per comprare un gelato in due e come era fresco e buono. Aleira Maria, ansia puerec ma contec. Adesso anche i soldi, ma mai a sé. Ma cambiare lavorare il paese per iaga sta insieme. Am se sposati, viene ci si fioi ma comprare l'appartamento? È vero, Maria. Eravamo poveri ma contenti. Adesso abbiamo i soldi ma non sono mai abbastanza. Abbiamo cambiato lavoro e paese per riuscire a stare insieme. Ci siamo sposati, sono nati i figli, abbiamo comprato l'appartamento. Anse diventa vec Giacomo. Arda i nostri udì come cresce alla svelta. Contentonza di quel cangà, perché i soldi, la ca e il resto le mai sicuro. Non ma l'amore resiste. E come ha detto il Signore, l'amore è il sentimento che la mia pretensione. Al te fa da senza pretendere in gota. L'amore al quale c'è sotto c'è magagne e il fa visto ci impassa. Siamo diventati vecchi, Giacomo. Guarda i nostri nipoti come crescono in fretta. Accontentiamoci di quello che abbiamo, perché i soldi, la casa e tutto il resto non sono mai sicuri. Solo l'amore resiste. E come dice il Signore, l'amore è un sentimento che non ha brutte intenzioni. Ti fa dare senza pretendere di avere indietro nulla. L'amore copre tutte le imperfezioni, tutte le magagne e fa vivere tutti in pace. Da che Gesù Maria, e niema pröv, dammi basis, morsa sotto tende medec,
che so che treme di passione. Hai ragione Maria, vienimi vicino, dammi un bacio, spegni tutto e andiamo a letto che sono qua che tremo di passione. Bella, bellissima, bellissima. Brava, c'è rimasta la preghiera amerindiana del nostro Tarcisio. Quando ha voglia, noi siamo qua. Dov'è il Tarcisio? L'Endace? Che so, avevo chiuso il microfono. Ecco. Ah, ecco, bravo. Bravo che so, bravo. Ecco, vediamo se funziona. C'è qualcosa che esce allo schermo da voi? Sì, per me sì, è un po' cominciata, ma aspetta, né? Ecco. Perfetto, perfetto. Bon. Quando che sarò più, laghi minda perché gotace di chi la urte fa ed è. Quando non ci sarò più, lasciatemi andare perché ho tante cose da fare e da vedere. Pianzi mia quando venirò in mente. Si riconoscente per i bei anni che mi ha passati insieme e voi liberi. Non piangete quando penserete a me, sii riconoscenti per i bei anni che abbiamo passati insieme e vi ho voluto bene. Euter per di nome indovinare la contentezza che mi donate. Me vi ringrazio per tutto l'amore che ogni de Euter mi ha dimostrato. Voi potete? Voi potete solamente indovinare il piacere che mi avete donati. Ringrazio per tutto l'amore che ognuno di voi mi ha dato e ha dimostrato. Adesso è ora per me di viaggiare per me. Per un po' di tempo potrei malinconius. Adesso è ora per me di viaggiare da solo. Per un po' potresti essere triste, malinconiosi. Monto un po' di su, ecco. La fiducia la vi porterà comporti consolazione. Mi starà separati per po' tempo. La fiducia vi porterà conforto e consolazione. Saremo separati per un po'. Poco tempo. Per poco tempo. La ghi che i memorie, i solee, o il vostro dolore, me so mia ta de lontà e la eta la gadandai nac. Lasciate che i ricordi il ricordo sollevano il vostro dolore, allievano. Sì, sollevino il vostro dolore. Ecco. Io? Io non sono tanto distante e lontano, la vita deve andare avanti. Se Gavin bisogno di me, ciamem e me ignerò. Anche se poderia mia edem o toccam che sarò. Se avrete bisogno di me, chiamatemi e io verrò. Anche se non potete vedermi o toccarmi, ci sarò. E se ascoltio il vostro cœur, sentirete tutta la tenerezza dell'amore che vi porterò. Quando il venirà a per vostro il tempo d'un paradis, me sarò là a ricevere. E se ascoltassi il vostro cuore, sentirete tutta la tenerezza e l'amore che vi ho portato, che vi porterò. Quando sarà il tempo per voi di andare in paradiso, sarò lì a ricevervi. Destaccat del mio corpo, a preuve al Signore, e di mia sulla mia tomba per luciare. Distaccato dal mio corpo, vicino al Signore, non andate sulla mia tomba per piangere. Messo mia delle, me dorme mia, non ci sono dentro e non dormo mai. Messo i mela ench che i soffia. Sono i cristalli della neve che la sberlus. Sono i mele venti che soffiano
e sono i cristalli di neve che che brillano, ecco. Sulla luz che la passa attraverso ai campi del Melgot, sulla pioida leggera dell'Eterno, sulla luce che passa attraverso i campi di grano e sulla pioggia leggera dell'autunno. Sulla luz di Isoli che si desda. Andiamo piano. Sola us di Oseli. Ecco. Sola us di Isoli che si desda alla Sere del Sul. Sere del Sul. Ecco. Sono la voce degli uccelli che si svegliano, ecco, come si dice, alla sera, al sorgere sereno del sole. A sorgere del sole. Sono la stella che brilla nel cielo, e di mia sola mi tomba per l'oceano, messo mia morte. Sono la stella che brilla nel cielo, non andate sulla mia tomba per piangere, non ci sono. Io non sono lì dentro. Ecco, io non sono lì dentro, non sono morto. Io non sono morto. È bellissima, bellissima. Molto bella, sì. Bella, bella. Ecco. Sì, Michele Consoli dice una cosa molto giusta. Olfamei, la signora di prima, che dice noi quando dovevamo lavorare tagliavamo il fieno per Olfamei. E lei l'ha tradotto come il fattore. In realtà il fattore è il maser. Il famei è il ragazzino alla pari che veniva utilizzato per lavorare nei campi. Il ragazzino che entrava a far parte della famiglia del contadino. È così, Simone? Qua da me il famei è sempre stato quello che va in un'altra famiglia, esatto, a imparare più che altro come allevare il bestiame, perché erano così. Qua da me erano più che altro, anticamente c'erano famiglie di allevatori, perché essendo in montagna l'agricoltura non era molto sviluppata, e quindi per evitare magari che, sai, se lavori con la tua famiglia, magari tuo papà dice no dai, non preoccuparti, lo faccio io, e ci sono questi favoritismi, e dunque veniva mandato in un'altra famiglia per imparare in un modo più restrittivo, insomma. Più severo. Esatto, più severo. Sì, sì, è così infatti. Io non ho corretto questo famei perché noi in città non lo usiamo, quindi famei per me poteva avere molti significati. Poteva essere anche effettivamente il mezzadro piuttosto che il fattore. Invece però ricordavo che era proprio questo ragazzino che veniva prestato, veniva dato in seno a un'altra famiglia che non era la sua, proprio per imparare a lavorare. Questo è il famei. Secondo me ha ragione Michele, mettiamo maser. Invece che famei, maser, con due S. Grazie Simone. Grazie Michele, chiedo scusa. Michele Consoli, non ci mandi niente? Sì, la sto preparando. Ah, bravo. Entro il 9, né? Sì, ormai è quasi finito. Bene. Solo che non avevo avuto l'idea ancora, volevo fare qualcosa di un po' fatto bene. Va bene. Tanto non credo ci sarà bisogno della mia correzione, ma la riceverò molto volentieri quando me la mandi. No, ci mancherebbe. No, grazie mille. Figurati. Signori, dopo questa cosa meravigliosa che abbiamo letto di Tarcisio, non ci restano più le parole. Quindi ci salutiamo e ci vediamo il giorno 16 con tutta la roba che manca. Posso dire una cosa? Sì, dai. Volevo suggerirvi un libro. Io sono socio dell'Archivio Bergamasco e l'altra sera hanno presentato, non so se lo vedete, questo Piante testo animali del bello. Che io l'ho comprato, l'ho acquistato la sera stessa perché è stato presentato in modo fantastico. Ci sono tante frasi anche in bergamasco, ma ci sono tantissime notizie sulla Bergamo
del passato. Scomparsa. Per cui se qualcuno è interessato parla solo di animali e di piante, Certo. però c'è tutta la parte per esempio del gelso, quanti gelsi c'erano a Bergamo, quindi la seta, il bacco da seta, certo. E ogni capitolo è a sé, cioè uno può leggere il primo, poi il quinto, certo. Non c'è una trama. Certo. Vi dico il titolo se volete, se non l'avete visto, è Piante e animali del mondo contadino bergamasco di Giampiero Valotti, che era un insegnante di lettere. Comunque ve lo faccio vedere e lo trovate anche su Amazon. Grazie. Bella questa cosa. Grazie. Poi mi farete sapere, è molto interessante. Secondo me ci sono tante anche frasi in dialetto che possono essere interessanti. Lei signora non ci manda niente? Non lo so, guardi, sono molto presa, ho appena saputo che devo essere operata un'altra anca, sono molto terra. Ma noi siamo contenti. Se riesco qualcosa sì, però non le garantisco nulla. Fa niente, quello che riesce a fare siamo contenti comunque. Perfetto, d'accordo. Grazie mille. Grazie a voi, grazie a lei per questa notizia che meritava di essere data. Signori, possiamo salutarci? Assolutamente sì, buonasera. Buonasera. Alla prossima. Grazie ancora. Buonasera a tutti. Arrivederci. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a lei, grazie a tutti. Questa signora che ho davanti io e adesso, appuntamento lunedì 16. Avevo una signora davanti a me che non mi ricordo come si chiama, Valeria Generoso, eccola lì. Perché non mi manda niente? Ci proverò. Brava. E il signor Cornali? No, non mando niente, non ho fantasia io. Ma dai, non ci credo. Assolutamente. Ma non occorre mica che uno scriva una poesia. Comunque, ricordo che chi non ha voglia, non ce la fa, non c'ha voglia, quello che volete, di mandarmi niente, può anche leggere solo un pezzettino delle nostre vecchie poesie del Tone e della Rosa. Quello lo posso fare. Bravo. Potrei fare. Mi raccomando. Quello di creare non sono creativo assolutamente. Ma niente, va bene. Ha preso la creatività in famiglia, l'ha presa tutta sua sorella. Infatti, io vorrei avere le sue caratteristiche. Io no, no. Va bene. Va tutto bene comunque. Qualsiasi cosa mi mandiate o qualsiasi cosa decidiate di fare, il 16 facciamo questo. Ci rimandiamo al 16 e lì tireremo le conclusioni. Va bene? Va bene. Grazie. Buona serata. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Solo Tomana. Ciao a tutti. Noi solo Tomana. Bravi. E torni a Laura. A lunedì 16, grazie. A lunedì 16. A lunedì 16. Ciao a tutti. Grazie Nicola anche per la registrazione e il supporto tecnico. Grazie mille. Ciao Tiziana. Grazie. Ciao, buona serata. Alla prossima. Ciao. Michele, a lunedì prossimo. No, tra 15 giorni. No, al 16. Lunedì 16. Al 16. Tra 15 giorni.